Terza corsa, confronto per buoni soggetti di 4 anni, una prova in cui non c'è un vero favorito, favori equidivisi tra Fair Lady Gar, Frank BF e Flor de Canela. Macchina che si inizia a mettere in movimento, in 7 dietro le ali della macchina, 1 Fair Lady Gar, Felice Tiene, 2 Frank BF, Matteo Zaccherini, 3 Forgido, Michela Rossi, 4 Fabres dei Greppi, Andrea Venezia, 5 Fenice dei Greppi, Davide Zanetti, 6 Flor de Canela, Alessandra Devidè. In seconda fila 7 Frida GSO, Francesca Consoli. Certezza in fase di allineamento per Fabres dei Greppi, che perde parecchi metri, resta virtualmente fuori corsa. Partita. Sbaglia Forgido, il comando Faisal dei Greppi nei confronti di Frank BF al largo e Fair Lady Gar che cerca di tenere la posizione in corda, poi Flor de Canela avanti a Frida GSO. Faisal dei Greppi, Fenice dei Greppi è in vantaggio. Faisal era quello dell'altra corsa. Fenice al comando, 200 metri in 15, Frank BF prova ad andare all'attacco. I due che bisticciano, Fair Lady Gar cerca di tenere il posto in corda. Frank BF che deve per forza rimanere di fuori, 400 metri in 29,1. Frazione veloce sparata di là da Fenice dei Greppi e Frank BF. In corda rimane Fair Lady Gar, poi Flor de Canela, la retroguardia Frida GSO. 44,1 i primi 600 metri di corsa svelti, nei quali Fenice dei Greppi continua a contrastare la presenza esterna di Frank BF. Alla corda rimane Fair Lady Gar, poi Flor de Canela e quindi Frida GSO. 58,8 i primi 800 metri di corsa. Sposta dalla corda, va a fare la pariglia Flor de Canela. Fenice dei Greppi continua in vantaggio, sul passo al suo esterno c'è sempre Frank BF. Flor de Canela in pariglia, alla corda Fair Lady Gar, chilometro in 1,14 da parte di Fenice dei Greppi, che continua sempre in evidenza. Frank BF al suo esterno, muove in terza ruota allora Flor de Canela a 500 dal palo. Parziale di Flor de Canela che cerca di aggirare Frank BF, di andare su Fenice dei Greppi, sempre a contatto Fair Lady Gar. Flor de Canela arriva, gira Frank BF e si porta sulla battistrada, la sopravanza a metà della curva conclusiva. Flor de Canela che cerca la fuga a 200 dal palo, si libera la corda Fair Lady Gar. Flor de Canela è in vantaggio, Fair Lady Gar arriva forte al suo esterno, è in vantaggio Flor de Canela. Fair Lady che ci prova, Flor de Canela ancora davanti con una da gestire, Fair Lady arriva fortissimo, Flor de Canela si salva da Fair Lady Gar, poi Fenice dei Greppi. 1,13,9 Flor de Canela, Alessandra Devidè per il training di Andrea Bigliardi, colori di Maurizio Anceschi. Continua nel suo periodo di forma super la figlia di Love You e Tortola, che dalla pariglia spara il parziale. Gli ultimi 50 metri deve soffrire perché Fair Lady Gar ha trovato l'aria e quando l'ha trovata è venuta fortissimo, ma Flor de Canela sul palo mantiene un'incollatura. Fair Lady Gar è seconda. Al terzo finisce ancora Fenice dei Greppi.